Si è svolta ieri l'assemblea dei rappresentanti del lato idrico di Agrigento, tanti punti all'ordine del giorno, tra questi la costituzione in giudizio al ricorso al TAR per la Lombardia presentato da Girgenti Acque per l'annullamento della delibera del 13 novembre scorso. Un ampio dibattito poi è scaturito per il rinnovo dell'incarico di collaborazione occasionale e temporanea al dottor Fulvio Riccio, alla fine riconfermato. E per ultimo è stato dato incarico al Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Palermo per il controllo e la supervisione per conto dell'ATI idrico dei depuratori dell'ambito provinciale. Una decisione molto importante perché fino ad oggi l'ATI idrico non aveva gli strumenti di controllo in proprio. La soluzione ha anche trovato concordi sia Intercopa che Mare Amico. In merito alla risoluzione contrattuale con Girgenti Acque, il presidente Lotà ha comunicato ai sindaci dell'assemblea presenti che la documentazione a supporto è stata inoltrata allo studio legale incaricato e che prima delle festività natalizie gli avvocati incontreranno i sindaci per illustrare l'iter risolutorio. La riunione è andata bene, sta andando bene. Per quanto riguarda il primo punto è ovvio che noi dobbiamo necessariamente impugnare e quindi ricorrere per le vie legali, anche perché la tariffa peraltro è una tariffa che è stata leggermente ridotta, quindi non ha avuto grandi, diciamo, non ci sono stati grandi risparmi o grandi margini di risparmio. Per quanto riguarda il secondo punto, cioè rinnovare la consulenza per l'esperto che si occupa appunto di tariffe, che deve essere dato per 6 mesi, un incarico per 6 mesi, stiamo discutendo e ci sono due modi di pensare. Uno è riconfermare chi in questi anni ha lavorato sulle tariffe e invece un gruppo che invece ritiene di dover andare ad ricercare con un bando o con una evidenza o con un avviso competenti, esperti che possano supportare l'ATI nella determinazione della tariffa e magari non necessariamente dare nuovamente allo stesso consulente. E ci sono diverse vedute, c'è la proposta del Consiglio di amministrazione di riconferire l'incarico fiduciario al dottor Riccio che ci aveva accompagnato in questo percorso per un ridimensionamento della tariffa e altri sindaci che hanno proposto diversi criteri. Alla fine il dibattito serve proprio perché all'interno dell'Assemblea fortunatamente siamo tanti sindaci di diversa estrazione politica e geografica che la pensiamo diversamente, ma prevale sempre il buonsenso e quindi si è deciso di riconferire l'incarico al dottore Riccio, ma soprattutto con un unico auspicio. L'auspicio non è, l'ho detto io nel mio intervento, Riccio sì, Riccio no, o piuttosto no. L'auspicio è che si possa arrivare a un abbattimento serio della tariffa per i nostri concittadini. Qual è il ruolo di Intercopa all'interno di questa assemblea, un suo punto di vista? L'Intercopa praticamente è sempre presente alle assemblee del lato idrico e il suo ruolo è quello di pungolo, di stimolo, ma anche di controllo su quello che è l'obiettivo finale, che è quello della ripubblicizzazione dell'acqua. Sul dibattito attuale, sul punto dell'ordine del giorno? Ci sono una serie di ordini del giorno interessanti perché per esempio c'è anche l'affidamento dei depuratori come controllo scientifico al Dipartimento dell'Università di Palermo e questa è una cosa molto importante visto le vicissitudini e tutta la querela e le indagini giudiziarie che ci sono state proprio su questo settore.